tante persone si stanno manifestando anche proprio da una parte l'affetto, ma anche tanto la stima nei confronti di Adriano, condivisa estremamente anche proprio per la bontà della sua persona e la generosità. Una persona generosa e umile che interpretava l'aiuto al prossimo come una vocazione naturale. È così che Adriano Scandellari viene ricordato in paese a Ponte San Nicolò, impegnato in parrocchia, un punto di riferimento del consiglio pastorale per il parroco Don Daniele. Per me era, credo, la prima persona con cui mi confrontassi quasi in ogni cosa. Se qualcosa doveva essere preso in mano, il primo confronto era con lui, se qualche situazione era delicata, qualche preoccupazione, il primo confronto era con lui. Un padre di famiglia, buono e un grande lavoratore. In paese il ricordo di tanti che con gli occhi lucidi non vogliono essere ripresi dalle telecamere per rispettare la riservatezza della famiglia. Un papà meraviglioso, sempre attento alla sua famiglia, alle sue figlie, oltre che a un marito dedito al suo lavoro e a sua moglie e alla sua famiglia. È sempre stata una persona molto discreta e tutto quello che ha fatto l'ha sempre fatto per amore del prossimo, mai per mettersi in mostra. Per quanto parlate bene di questa persona e della moglie, dei figli, del suocero, non è abbastanza. Era molto ma molto di più. Basta, non ho altro, ho detto tutto. Tante le preghiere per Adriano, per sua moglie e le figlie in questi giorni, prima di speranza mista preoccupazione e poi di dolore infinito. Un dolore per questa comunità. Grande, veramente, perché era una persona molto attiva, sempre qua in parrocchia, con il Grest, i ragazzi, molto attiva. Purtroppo accade, il brutto è per chi rimane, per le sue figlie che si trovano senza un padre e una moglie che dovrà dare un futuro a queste ragazze da sola, senza un marito. È triste e doloroso.